riportiamo alla scoperta di segreti, misteri, meraviglie di uno dei posti più famosi al mondo, il Canal Grande a Venezia, attraverso un'originale guida. Subito dopo ci sono i nostri consigli per la lettura. Buon weekend! Se Venezia è notoriamente un luogo di incontro da sempre di culture, di cibi, di parole, di persone, il Canaeasso è il paradigma di tutto questo, perché contiene tutte queste storie ed è possibile quindi percorrendolo ripercorrere le storie di Venezia e la storia. Sulle rive del Canaeasso, come i veneziani chiamano affettuosamente la via d'acqua più imponente della città, il Canal Grande, palazzi e monumenti rivelano ad un occhio attento segreti, aneddoti e curiosità, particolari, a volte vistosi, a volte quasi impercettibili, complice un pizzico di immaginazione, ci conducono nel passato della Serenissima. Su Ca' Barbarigo ci sono oggi solo dei lacerti di affreschi, ma la città tra 5 e 600 era completamente affrescata. Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Palma il Giovane. Venezia era una festa di colori. Uno scrigno di interni sontuosi con le sale affrescate dal Tiepolo è Palazzo Labia. I Labia furono una famiglia associata al patriziato molto tardi, ricchissima, sfarzosissima, e nel corso del Settecento si racconta questo: Marco Labia dà un ricevimento per 40 gentiluomini, conclusa la quale fa prendere tutte le posate alle suppellettili d'oro e le fa gettare nel canale sottostante, dicendo: le abbia o non le abbia, sarò sempre un Labia, anche se poi le malelingue dicono che aveva fatto stendere preventivamente una rete sul fondo per poterle recuperare nottetempo. Tra palazzi lussuosi e dimore incompiute per ripicca o problemi di finanze, anche le pietre parlano e raccontano. All'ex traghetto di San Felice, una grande pantegana con una data, il 1644, che è molto vicina a quel 1630 che vide Venezia colpita dalla peste. All'epoca non si sapeva però che era la pulce del ratto a portare il morbo, ma Venezia mise in campo delle soluzioni davvero avanguardistiche. I lazzaretti, che sono una creazione veneziana, e la fede di sanità, che era un documento, era il Green Pass dell'epoca, che permetteva alle persone sane di muoversi liberamente. Aneddoti che arricchiscono la trama della storia, attinti anche dalla tradizione orale, condensati in un libro ristampato a 15 anni dalla sua prima edizione, una guida che al pari di un'imbarcazione ci conduce alla scoperta del vero spirito di Venezia, lungo quella che fu definita 5 secoli fa dall'ambasciatore di Francia Philippe de Comines la strada più bella del mondo.